In fondo tutto l'anno di preghiera della Chiesa, l'anno liturgico, vuole essere un accompagnamento a incontrare sempre più il Figlio di Dio, ad accoglierlo nella nostra vita, a tradurre la sua parola nella nostra carne. Questo vuol dire. Questo è veramente il mistero cristiano. Ecco, questo è la meditazione che vi propongo di fare oggi, la contemplazione del mistero di Dio. Questo è l'impegno che vi propongo ancora una volta. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. E il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. A tutti quelli che lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.